Allora iniziamo il nostro viaggio nella conoscenza dell'importante ruolo che ricoprono i consoli onorari. Presenti nel nostro territorio, Giuseppe Carboni supporta i bielorussi ormai naturalizzati sardi. Mi chiamo Giuseppe Carboni, sono ormai al terzo mandato come console onorario della Repubblica Bielorussia, quindi ormai da 11 anni svolgo questo incarico onorario. Sono un sardo nato a Cagliari, ho sempre vissuto in Sardegna, anche se per tanti anni ho avuto l'occasione di vivere prima in Russia e poi in Bielorussia per motivi di studio e anche poi di vita, essendo poi sposato con una ragazza bielorussa che ancora oggi è mia moglie, con cui abbiamo 2 figli, per cui ecco, in qualche maniera questo paese è la mia seconda patria nel vero senso della parola. Oltre che essere console onorario della Bielorussia, mi occupo molto nel campo sociale, sono il presidente dell'Associazione Cittadini del Mondo, che è l'associazione che si occupa dell'accoglienza dei bambini bielorussi in Sardegna nell'ambito del progetto Chernobyl, si occupa anche di cooperazione internazionale, in particolare con la Bielorussia, ma non solo, quindi questa è la mia attività onoraria. Poi chiaramente il mio lavoro è un altro e sono dipendente di una grande azienda di telecomunicazioni. La mia nomina a console onorario della Bielorussia io credo che sia stato un riconoscimento collettivo non a tutte quelle persone e istituzioni che in questi 30 anni hanno lavorato per sviluppare i rapporti con la Bielorussia, nati da un momento di una tragedia, quella di Chernobyl, quindi con un grande sviluppo umanitario, di solidarietà. Basti pensare che ben 30.000 bambini bielorussi sono stati ospitati in questi 26 anni in Sardegna, ma da lì le istituzioni, le famiglie, le associazioni hanno fatto nascere un ponte che è di tipo culturale, economico, e la Sardegna in questo è stata protagonista, la regione più attiva nella cooperazione con la Bielorussia. Quindi la mia nomina è il frutto, il riconoscimento del ruolo da protagonista che ha avuto la regione Sardegna nello sviluppare questi rapporti. Quindi bisogna essere, il console può essere solo uno, sono stato nominato io, ma credo che sia un riconoscimento per tante persone che collaborano e che si sono attivate in questi anni. Un profilo della Belarus, il paese che ho l'onore di rappresentare in Sardegna. È una delle 15 ex repubbliche sovietiche diventate indipendenti dal 1992 e proprio a questo proposito l'anno scorso abbiamo festeggiato i 25 anni dei rapporti diplomatici fra Italia e Bielorussia, che in Sardegna abbiamo festeggiato in particolar modo con l'anno della cultura bielorussa. È un paese che si trova nel centro geografico dell'Europa, si trova situato tra la Polonia, il primo paese dell'Unione Europea a est, e la Russia, quindi è un paese che rappresenta anche un ponte culturale, geografico ed economico tra Unione Europea e Federazione Russa. Fa parte dell'unione doganale con Russia e Kazakistan e quindi in qualche maniera è anche la porta d'ingresso a questo grandissimo mercato, e anche per questo spiega anche il grande interesse che anche le grandi aziende internazionali hanno verso questo paese, testimoniato anche dalla presenza di tantissime società miste con capitale italiano ed europeo. Le attività fondamentali di un consolato onorario è innanzitutto quello di rappresentare gli interessi del paese nella circoscrizione consolare, nel caso del nostro consolato è tutta la regione Sardegna, e anche quello di essere un punto di riferimento per la comunità, per i cittadini bielorussi che si trovano qui in maniera provvisoria o stabilmente. A parte quello, chiaramente l'altro compito fondamentale che è quello di favorire i rapporti fra il paese che viene rappresentato e la regione in cui si lavora, rapporti che possono essere di natura culturale, sociale e soprattutto economica. Da questo punto di vista il consolato onorario bielorusso ha la possibilità, collabora tantissimo con le organizzazioni locali, con i comuni, con la regione, con gli enti, e quindi in particolar modo siamo molto soddisfatti del rapporto di collaborazione che nel campo dell'istruzione, dove vede l'Università di Cagliari protagonista di alcuni protocolli d'intesa sia con l'Università bielorusse sia con l'Accademia delle Scienze, che stanno portando a dei importanti risultati, così come c'è una grande attenzione in Bielorussia sui temi della longevità, dove la Sardegna è una delle blue zone, e anzi a questo proposito i rapporti sono talmente diventati stretti che avremo la prossima settimana un seminario internazionale a Minsk dedicato alla longevità in Sardegna, che sarà poi replicato in Sardegna con una grossa delegazione dell'Accademia delle Scienze. Cosa fa il consolato per creare momenti di incontro e di socializzazione fra la comunità bielorussa e la Sardegna?
Beh, le attività sono varie. Intanto noi diamo sempre il nostro patrocinio organizzativo e collaboriamo in tutte quelle che sono iniziative a carattere culturale, che devo dire la verità non coinvolgono solo i bielorussi, perché comunque 70 anni di comune storia di tutto lo spazio post-sovietico ha portato tante persone che non sono bielorusse, ma comunque culturalmente hanno delle basi in comune, da quella della lingua a quella della religione, a avere comunque degli interessi comuni. Per cui, per esempio, il consolato, grazie anche al sostegno della Fondazione di Sardegna e delle associazioni degli immigrati, patrocina e organizza i concerti per il Natale ortodosso, per la Pasqua, le iniziative di aggregazione, così come per esempio la giornata della badante, che ormai è diventata una tradizione per la città di Cagliari, siamo alla 7ª edizione. Favorisce l'arrivo in Sardegna di gruppi folcloristici bielorussi che per partecipare alle attività, ai festival, così come abbiamo anche artisti sardi che vanno in Bielorussia in questi scambi. Organizziamo i corsi di lingua perché attraverso lo studio della lingua in qualche maniera si conosce meglio la cultura di questo paese, e quindi chi è interessato ad avere il rapporto con questo paese, lo studio della lingua e della cultura lo aiuta meglio a capirlo. Abbiamo attività, abbiamo una biblioteca presso l'oratorio di Sant'Eulalia in lingua russa, belorussa, ucraina e moldava, che è diventato un punto di riferimento non solo per la comunità immigrata russofona, ma anche per gli italiani e sardi che vogliono conoscere meglio questa comunità. Quindi queste sono tante attività a carattere culturale di aggregazione che hanno poi lo spirito quello di valorizzare gli immigrati, vedendoli non solo come immigrati, ma come portatori di cultura, di tradizioni che poi a volte scopriamo assomigliano molto anche a quelle sarde, quindi un bello scambio culturale di arricchimento reciproco. Cosa piace ai bielorussi della Sardegna e dei sardi? Io credo che siamo due popoli che ci assomigliamo molto, perché abbiamo tutte e due, siamo popoli che in qualche maniera all'inizio un po' chiusi, un po' magari sospettosi, ma che quando si aprono all'amicizia, questa è un'amicizia vera che dura per sempre. E da questo punto di vista credo che sardi e bielorussi si assomigliano anche nel culto dell'ospitalità. I sardi hanno una capacità speciale di essere ospitali, e devo dire che tanti sardi che poi vanno in Bielorussia mi dicono: mi sono trovata a casa come in Sardegna. Ecco, questi sono elementi comuni che ci aiutano poi ad andare d'accordo, e forse questo anche spiega questo rapporto speciale, questa che io chiamerei diplomazia dal basso, perché quando ci sono 30.000 bambini che sono stati ospitati, vuol dire che un sardo su due, se non ha ospitato, comunque ha un suo amico, ha un parente, ha un vicino che ha visto un bambino bielorusso, e in qualche maniera attraverso questi bambini ha imparato a amare questo paese. Quindi io credo che gli elementi sono questi. Poi è chiaro il nostro mare, questa natura che è così diversa da quella bielorussa. La Bielorussia è senza il mare, ma le grandi foreste primordiali d'Europa, per cui una diversità che in qualche maniera ci unisce, perché forse se fossero simili anche da un punto di vista geografico c'era meno interesse. Invece tutto sommato la Sardegna è un qualcosa di esotico per i bielorussi, ma anche la Bielorussia è un qualcosa di esotico per la Sardegna. Basti pensare alle distese bianche l'inverno, oppure le grandi foreste estive, verdi, oppure i bisonti europei che ci sono solo in Bielorussia ormai. Ecco, questo quindi qualcosa che ci rende comunque, la curiosità che rende in qualche maniera più forte questo rapporto. Perché un sardo dovrebbe visitare la Bielorussia? Io credo che il primo motivo è perché è un paese che ci offre una natura completamente diversa da quella a cui siamo abituati in Sardegna. È il paese dagli occhi blu, perché presenta migliaia di fiumi e di laghi e delle foreste che sono impenetrabili. Pensate che in Bielorussia ci sono l'unico esempio di foreste primordiali in Europa, dove si è conservata addirittura la presenza del bisonte. Credo che quindi da un punto di vista naturalistico sia un'esperienza molto interessante per un sardo che va a visitarla. Un paese che io dico sempre va visitato 2 volte. D'inverno perché queste distese bianche sono per noi una fiaba, ed estate perché questo verde incredibile delle foreste accompagnato a questo blu dei laghi ne fanno un paesaggio incredibile. L'altro motivo sono i bielorussi,
Perché bisogna andare in Bielorussia? Perché ci sono i bielorussi, un popolo straordinariamente ospitale, non voglio vantarmi, ma che presenta forse la più alta concentrazione di belle donne e di belli uomini in Europa, e quindi è dove l'ospitalità è sacra, per cui sono due elementi che credo che rendano questa vacanza indimenticabile. E poi oltre alla grande offerta culturale, pensate al balletto, dove la Bielorussia veramente ha delle tradizioni, e forse il balletto di Minsk è il terzo balletto classico dopo Mosca e San Pietroburgo. Questi sono gli aspetti che io considero importanti, oltre all'aspetto molto importante da un punto di vista pratico. Con una nuova regolamentazione bielorussa si può andare in Bielorussia senza visto per 5 giorni, quindi questa è un'altra occasione in più per poterci arrivare facilmente per un fine settimana. Perché poi un sardo potrebbe anche pensare di trasferirsi in Bielorussia? Perché questo è un paese che dà ottime opportunità di investimento, ottime opportunità di sviluppo della propria personalità. Io credo che chi abbia delle idee imprenditoriali trova l'atmosfera giusta, e soprattutto perché la Bielorussia rappresenta la base ottimale di partenza per conquistare un mercato molto più vasto, che è quello dell'unione doganale con la Russia e il Kazakistan. Quindi, stando in un paese molto accogliente, con una burocrazia che è molto inferiore rispetto a quelle di altri paesi, permette poi di arrivare anche ai mercati grandissimi come quelli della Russia e del Kazakistan. Quindi il mio invito ai sardi a venire in Bielorussia per un fine settimana che io credo che sia solo il primo di una lunga serie di viaggi. Questa è la mia esperienza personale, oltretutto nelle ultime statistiche, anche grazie al fatto che non è più richiesto il visto, è una delle mete trend in Europa, quindi andremo dentro un trend di successo che vede già coinvolti tanti italiani. E mentre qualcuno sopra